Abbiamo il piacere di avere con noi Giorgio Melis, allenatore della rappresentativa Juniores. Mister, qui a Oristano per selezionare i migliori ragazzi per il prossimo torneo delle regioni, no? Sì, stiamo chiudendo il cerchio delle convocazioni, stiamo cercando di mettere tutti insieme il meglio del calcio regionale per poter andare in Calabria a fare del meglio. Ecco, lei che ha lanciato talenti importanti da Mancoso, Barella e tanti altri, che cosa chiede ai ragazzi per poter emergere, per farsi notare a certi livelli? Ma innanzitutto di essere se stessi in tutte le situazioni, in tutti i momenti, di prendere il calcio come un grosso divertimento, dove nel divertimento però ci vuole passione, amore e dedizione a quello che si fa, perciò grande impegno, grande spirito di sacrificio per raggiungere obiettivi importanti. Ecco, si dice che i ragazzi, anche quelli bravi, a volte siano carenti dal punto di vista psicologico, mentalmente non riescono a sostenere certi sforzi, certi impegni per molto tempo. Ma non è detto, quando uno è bravo riesce ad avere tutto e avere tutti i piaceri della vita che devono saper gestire, saper mettere in pratica poi con gli esempi giusti da proporsi verso tutti e verso gli allenatori. Quanto è stata importante per lei la regola dei fuori quota nella scelta dei giocatori? Fuori quota non sono sempre stato un grande estimatore, ai tempi miei chi era bravo non hanno mai guardato l'età, i bravi ci hanno sempre giocato. Quando allenavo in queste categorie, quando mi capita di trovare un giocatore bravo, l'ho sempre fatto giocare, non ho mai guardato la sua carta d'identità. E cosa si sente di dire a coloro che vorranno partecipare a questo torneo delle regioni? Ma di impegnarsi, quello che gli sto dicendo, io devo scegliere sapendo che loro ogni raduno danno il massimo e in questo massimo non devo togliere niente a nessuno ma non devo regalare niente a nessuno. Lei ha avuto una piccola parentesi a Tortolì, però allenare la rappresentativa dopo aver allenato il Cagliari è sempre un motivo di grande orgoglio, no? Certo, no. Tortolì è stata una bella parentesi che mi ha fatto riflettere su tante cose, anche quelle negative molte volte poi diventano positive. Ora ho grande entusiasmo, grande voglia di lavorare, di fare, oltre alla rappresentativa ho i miei bambini della scuola calcio a Carbonia e dedico tanto tempo per loro. Benissimo, grazie mille a Giorgio Melis, in bocca al lupo per il torneo delle regioni. Ne ho bisogno, grazie.